Ora vorrei fare un altro grande classico. Quando si fa un concerto sulla canzone napoletana, veramente non basterebbe un concerto, non basterebbe forse una settimana per farle tutte. C'è sempre qualcosa che non si è fatto, ma perché non ha fatto quello? Quindi è difficile scegliere i brani. Ne faccio una che invece è molto nota anche all'estero, ma la faccio per un motivo principale, perché la voglio dedicare a un'amica che stasera voleva essere qui e non è qui, un'amica straordinaria che oltretutto mi è stata vicina in tanti momenti difficili della vita, e quando manca l'amicizia e l'amore, soprattutto in una società come va oggi, insomma, bisogna tenersi belle cariche di queste persone straordinarie. Questa grande persona si chiama Adele, e oltretutto ha fondato anche un fans a Crotone, e per me lei è proprio la fans, e a lei voglio dedicare veramente una delle canzoni sue preferite, che si chiama Ite Volia Basata.
Gioviello, Mimmo Rosa che non solo è di qua, vuol dire che è importante perché questa è una terra stupenda, maltrattata troppo spesso. Lui aveva, ma io sono abituato a dire ancora, che c'è per lui, per me, per tutti i suoi cari, un fratello straordinario, Elia Rosa, sassofonista. Pasquale, anche Toni, anzi insieme a Pasquale e tanti altri, e soprattutto grazie a Mimmo, abbiamo fondato questa associazione in suo nome, che chiedo a voi tutti anche di spargere la voce di darci una mano ogni qualvolta facciamo delle manifestazioni per cercare di reperire fondi per la scuola. Dimentichiamo che è il terzo anno che andiamo avanti con questa scuola di musica, è uno dei progetti che avevo lo stesso Elia, quello di far studiare i ragazzi che non potevano, non possono per questioni economiche, anche per togliere dalla strada, dalla vita e da quant'altro. E quindi noi tutti veramente ci sacrifichiamo, perché anche noi siamo tra gli insegnanti che veniamo gratis a insegnare per loro, i ragazzi non pagano niente, e questa secondo me è una bella iniziativa. Mi fa piacere soprattutto di avere, grazie a Mimmo, a Pasquale e a tanti altri che ci danno una mano per contribuire a questo grande sogno, uno dei grandi sogni di Elia, ma ce ne sono altri che sicuramente porteremo avanti. Viva la